Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Friulandia. Ospiti questa sera una delle squadre più longeve del campionato Friuli Collinare di calcio a 11. A rappresentarlo abbiamo delle persone che hanno fatto la storia di questa associazione, la Virtus Udine. Abbiamo il mister che è Dennis Tomadini, poi abbiamo Zuliani Ilario, Federico Rusciano che è il presidente e Roberto Romagnoli che ne è anche, oltre che essere uno dei fondatori, il capitano. Intanto buonasera a tutti. Buonasera. Zuliani, siete da moltissimi anni voi nel Collinare Calcio a 11, no? Sono quasi 20 anni. Cos'è che vi spinge ancora a continuare a giocare tra gli amatori? Diciamo, io per la filosofia, che almeno che io sono, diciamo, 23 anni che gioco con gli amatori, stare in gruppo, la prima cosa, passare 2 ore... Un momento di aggregazione. Sì. Passare 2 ore assieme o anche qualcosa di più, dopo una settimana o di lavoro o di problemi in famiglia, quindi scaricare un po'. Diciamo che voi avete avuto anche un lutto, no? Durante questo percorso, è morto in campo il vostro allora presidente. Fate un memorial voi per ricordarlo, vuoi parlarcene? Sì, diciamo è una giornata nella quale ci si trova atleti che ancora calcano il campo e ex atleti che comunque hanno piacere di rincontrare. Quindi un momento di incontro anche tra vecchie glorie, tra virgolette, della squadra sostanzialmente. Romagnoli, c'è qualche giocatore che dal 93, mi pare, veste ancora la vostra maglia? Ma attualmente no, diciamo, siamo rimasti io, Zuliani qua, Ilario, io, e dopo pian piano sono entrate altre persone che attualmente fanno ancora parte del nostro gruppo. L'ultima partita l'avete vinta 2-0, no? Raccontaci un po' com'è stata questa partita. È stata una partita difficile da un punto di vista tattico, avete battuto, se non ricordo male, l'Atletico Nazionale per 2-0, no? Ma è stata una partita, diciamo, abbastanza difficoltosa perché abbiamo incontrato una squadra che ci ha un po' messo in difficoltà, ma pian piano siamo riusciti a prendere l'iniziativa e a siglare 2 reti e a vincere la partita. Cosa vi è mancato per fare un campionato diverso? Cioè siete arrivati a metà classifica adesso, cosa vi manca per fare quel salto di qualità per raggiungere la promozione? Ma la promozione è un parolone un po' non è nel nostro spirito, diciamo. No, ma noi siamo soddisfatti così, nel gruppo, che a noi interessa il gruppo. Poi dopo, se vengono i risultati siamo tutti contenti, però è importante alla fine della partita trovarci e stare in allegria tra di noi. Federico, è un anno che fai il presidente, no? Com'è passare da un ruolo, diciamo, da giocatore a un ruolo, chiamiamolo, dirigenziale? E quali compiti soprattutto ha un presidente della Virtus? Giocatore, parola grossa, no? Comunque sì, è chiaro, cambiano i ruoli, diventare presidente significa comunque poi prendere anche un'eredità, come dicevi prima, di una squadra longeva e quindi un'eredità da portare avanti, un gruppo importante. Si cerca sempre di fare il meglio, noi come gruppo siamo coeso, facciamo le nostre partite, facciamo i nostri dopo partita, facciamo i nostri ritrovi al di fuori delle partite, come a Pasquetta che ci ritroveremo in gruppo un po' con le famiglie tutti quanti insieme. E quello che ci manca a noi, mi riaggancio a lui per andare su fare il salto di qualità, sì, sicuramente ci manca qualcosa, che potrebbe essere qualche giocatore in ruoli importanti, però noi le selezioni le facciamo anche in base poi al dopo partita, no? Quindi voi avete una filosofia particolare, no? Tu la definisci filosofia Virtus. Spiegaci un attimino questa filosofia, un po' ce l'hai già accennata. Sì, noi non abbiamo una filosofia Virtus, io credo che sia una filosofia di vita, poi che noi la chiamiamo filosofia Virtus, ma che immagino molte e spero sempre più squadre nella Lega Calcio, nel nostro campionato sposino, che è quella di trovarsi insieme, stare insieme, possibilmente divertirci, mettere anche tutto quello che si ha durante la partita, ma poi quando questa è finita
dimenticare tutto e ritrovarsi al chiosco tutti insieme, squadra avversaria e noi insomma. No? E l'arbitro naturalmente, no? Anche perché adesso noi lanciamo un servizio che racconta un arbitro della Lega Calcio Friuli Colinare, per cui mi auguro che anche gli arbitri facciano parte del vostro terzo tempo. No? Per cui intanto lanciamo il servizio sull'arbitro e poi ritorniamo in studio per saperne ancora qualcosa di più. Nome, Danilo, cognome, Margherita, età. 50 anni. Oltre al calcio, quali sono i tuoi hobby? Amici, soprattutto cene con gli amici. Prediligi utilizzare il cartellino o il dialogo? E nel caso, perché? Allora, preferirei il dialogo, il confronto, perché appunto lo spirito di amatorialità dovrebbe implicare anche questo, cioè quindi quello di divertirsi innanzitutto, ma se quello non combina, come si dice, cartellino. Il tuo piatto preferito? La griglia. Gli arbitri sono come? Questa è un po' dura, se non ci siamo noi non si gioca, mettiamola così, quindi indispensabili, un po' presuntuoso, ma forse indispensabili per poter giocare. Il tuo portafortuna è? Non ho particolari portafortuna, no. Diciamo che è un rito, mi porto la monetina da 100 lire per fare il sorteggio all'inizio della partita. Che genere musicale preferisci? Tutta la musica, mi piace ascoltare un po' tutta la musica, preferisco sicuramente la musica leggera, comunque il pop. Qual è un tuo aspetto caratteriale che vorresti cambiare? Dicono che sono un po' permaloso, provare a cambiare questo. In campo hai mai la percezione di sentirti solo oppure indifeso? Solo qualche volta, indifeso no. Il film che non scorderai mai? Era mio padre, con Tom Hanks. Qual è la più grande soddisfazione che hai ottenuto nella tua vita sportiva? Il fatto di essere arrivato qui in Lega Calcio, ad esempio, arbitrare le fasi nazionali, ad esempio, sicuramente questo è molto soddisfacente. E in campo amatoriale uguale? Uguale, appunto. Secondo te un arbitro, se dopo aver fischiato si rende conto di aver sbagliato, è giusto che ritorni sui suoi passi? Sì, credo di sì. Sarebbe anche abbastanza, proprio per rimarcare lo spirito nostro della nostra amatorialità, ammetterlo tranquillamente e anche tornare sui suoi passi. Qual è la motivazione maggiore che ti spinge a fare l'arbitro? Inizialmente era proprio quello di poter mantenermi obbligatoriamente in forma, quindi fare un po' di sport, correre e poi il contatto con la partita, il sentire il profumo dell'erba, ad esempio. La partita amatoriale che hai diretto e che non ti scorderai mai? La finale di calcio a 5, finale amatori a Manzignel e non mi ricordo più l'altra squadra, per la verità. Sì. Perché ti è rimasta impressa? È stata una soddisfazione, una bella partita in un clima eccezionale di collaborazione con i giocatori, e bello il clima, bello tutto, cioè, è stata veramente una buona esperienza. Nella vita non c'è nulla di meglio di? Rapportarsi serenamente con le persone, guardarli tutti negli occhi, possibilmente farle così. Abbiamo finito, chiudi simulando il triplice fischio. Rieccoci in studio. Mister Tomadini, tu sei definito un leader, quasi un leader massimo, prima come giocatore ed adesso come allenatore. Diciamo che sei la persona più carismatica del gruppo, secondo te, oppure quali doti riscontrano in te i ragazzi? Ma le doti che i miei compagni di squadra trovano in me penso siano la chiarezza e il fatto di poter comunque stare con tutti contemporaneamente. La volta in cui giocavo mi divertivo comunque anche in campo e adesso quest'anno diciamo che per esigenze di numero e anche di fisico ci porta purtroppo a dover dire basta qualche volta e quest'anno ho deciso, mi hanno chiesto e ho deciso di fare la figura del mister, di organizzare la squadra per il sabato, per la partita. Insomma. E quali sono i valori che vuoi trasmettere ai ragazzi per cercare di motivarli, diciamo, no? Per cercare di... Ma quelli che comunque ho avuto ogni volta che sono sceso in campo, scendere in campo per cercare di vincere, facendolo nel rispetto dell'avversario e comunque cercare di dare il massimo ogni volta che uno può.
Qual è il giocatore che vorresti avere nella tua squadra? Magari delle squadre avversarie, visto che avete già... Messi non si può dire, no? Messi è un po' costoso e per gli amatori Messi credo è un non po' sia costoso. supportabile una spesa del genere. Ma ci sono tantissimi giocatori che nelle squadre di amatori stanno facendo benissimo. Io, se devo dire la verità, il giocatore che mi ha più impressionato quest'anno è un ragazzo derisano che ogni volta che è entrato ha fatto la differenza e veramente ci ha messo in grossissima difficoltà. Federico, quali sono gli uomini più importanti, quelli che tirano la carretta, quelli che comunque ti danno un valore aggiunto alla Virtus? Beh, a parte i presenti, noi abbiamo Armellini Massimo che ci dà una mano dal livello informatico, quindi manda via i comunicati, si toglie lui automaticamente dalla rosa quando siamo più di 17-18 che è il numero massimo, dà una mano al chiosco, poi i ragazzi come Michele Pacquola con la sua compagna, con la sua moglie che dà una mano al chiosco anche lui, poi Roberto Fabrizio Romagnoli che è l'ex presidente, quello che poi ha ceduto il posto a noi e che è stato praticamente il presidente dal 96 al 2009-2010, che è una figura importantissima e che continua a venire da noi e continua a trovarci, viene a trovarci dopo le partite, partecipa con entusiasmo ancora quando può. Poi fare dei nomi è sempre difficile perché poi ne dimentichi qualcuno e uno dice ma tu non mi hai menzionato. Tutti sono tutti bravi, è bello il gruppo. È bello il gruppo. Ripetere poi dopo non è tanto bello. Romagnoli? Ma io più che mettere, io leverei una regolina che è quella delle 24 ore perché purtroppo... Ma questo è legato a un fatto di salute, Sì, un fatto medico, certamente, per cui però non noi possiamo- sai, quando giochiamo noi giocheremo ogni giorno e ogni ora. Dunque, certo, perché è una regola perché che la va a passione- tutelare l'atleta, non è una certamente, regola questa contro è vera, l'atleta, questa che è vera. importante capire questo. Se no va bene così, insomma. Ilario? No, io più che altro, diciamo, io non ho niente contro i giovani, 18enni, 20enni, però qualcuno che per dite ha mollato da poco la categoria, secondo me non andrebbe Un po' più bene. preparato di voi, insomma, ecco, da quel Nel senso, punto di- non ce l'ho perché c'è qualcuno che per dirti 18-20 anni che non gioca in categoria, ma che ha mollato, che però ha piacere di stare in gruppo, non penalizzerei. Però quando mi trovo una squadra che la maggior parte ha 20-22 anni, secondo me di amatore non ha molto. Ecco. Bene, erano gli amici della Virtus Udine, lasciamo spazio ai nostri inserzionisti e ci vediamo nel secondo blocco. Rieccoci in studio, abbiamo cambiato gli ospiti, dal calcio passiamo alle arti marziali, parliamo con Alan Saita, direttore tecnico dell'associazione ASD NKT Udine e Dario Grilanz, direttore tecnico della Yasha Combat Team. Spero di aver pronunciato tutto correttamente perché le vostre sigle non è che siano facilissime. Alan, facciamo un discorso generale innanzitutto, no? Le arti marziali rappresentano un vasto mondo diciamo tra karate e altre discipline. La vostra è più uno sport di combattimento. Sì, Qual è la differenza tra arte marziale e sport di combattimento? Diciamo che l'evoluzione dell'arte marziale deriva tutta dal combattimento, poi dopo ogni specialità si è evoluta nei tempi moderni, quindi ci sono state specialità che quando è finita la guerra si sono basate sulla filosofia, sulla meditazione, altre che hanno mantenuto la tradizione del combattimento, ovviamente non potendo portare i combattimenti alla morte come una volta, si sono basate su cosa? Sugli sport da ring. Ed ecco che la Muay Thai e altre discipline, come poi è nato il K1, che è un regolamento basato comunque su discipline marziali, hanno mantenuto questa tradizione del combattimento tra virgolette a full rules. Cosa vuol dire? Come nella box esiste il KO, però ci sono delle protezioni per salvaguardare gli atleti, ed ecco che sono riusciti a unire quello che era il combattimento marziale reale con la salvaguardia dell'atleta. Quindi tu adesso, la tua disciplina è il Muay Thai, no? Sì. Ecco, quindi si fa sul ring e praticamente speculare un po' quello che è il discorso legato al pugilato, dicevi. Ci sono altre differenze che vanno a distinguere questo sport? Sì, allora diciamo che fondamentalmente è basato come pugilato in quanto c'ha un ring, si fa 5 round a 3 minuti con una pausa.
Però cambia completamente il modo di combattere, perché si combatte principalmente su 3 distanze: la lunga che si usano le gambe, la media i pugni e la corta dove c'è il combattimento e la lotta che si usano gomiti e ginocchia. Quindi ecco che a differenza del pugilato abbiamo molti più colpi, si possono fare delle proiezioni che nella box non si possono fare, però di similitudine col pugilato ha proprio il concetto del KO. Si può vincere sia per punti che per KO tecnico oppure KO effettivo quando la persona perde i sensi. Grilanz, lei invece derivi dal Muay Thai, però adesso tu fai parte di un'altra disciplina, no? Il K1. Come mai questa scelta? Cioè, come mai il passaggio da questo Muay Thai al K1? Ma diciamo così, molta gente dice che il K1 è molto più dinamico e assomiglia molto più alla kickboxing. Praticamente il K1 è un regolamento con il quale atleti di varie discipline si scontrano e combattono. Però non ci sono più i colpi di gomito e non c'è più la lotta, il clinch. Automaticamente la distanza si allunga e i movimenti sono molto diversi, si lavora molto di più alla distanza lunga e media. Avete parecchi, chiamiamoli adepti, oppure anche spettatori a vedere le vostre esibizioni, le vostre più che esibizioni sono veri e propri combattimenti? Ma sì, ci sono, anche l'interesse sta crescendo ultimamente, ci sono vari campioni qui in regione, in Italia, in Europa e anche le TV ci seguono molto di più. Stanno cominciando a dare un po' di risalto anche a queste manifestazioni. Prima di continuare con gli amici delle arti marziali, lanciamo un servizio dedicato alla medicina sportiva. Ci racconta qualcosa il dottor Rudy Fregolent. Ogni anno tutte le associazioni richiedono ai propri iscritti di effettuare la visita di idoneità alla pratica sportiva agonistica. Affinché tale visita si possa considerare eseguita in maniera corretta, quali criteri deve rispettare? La visita medico-sportiva per l'idoneità agonistica è stata introdotta in Italia dal 1982 e c'è un decreto ministeriale che ne stabilisce la tipologia e modalità di accertamenti. Individuiamo principalmente 2 tipologie di visite: la visita di tipo A per sport a basso e medio impegno cardiocircolatorio e muscolare, che sono sport ad esempio come il golf, le bocce, per i quali è prevista l'esecuzione di una visita medica, di un esame delle urine e di un elettrocardiogramma a riposo. La tipologia B invece per sport ad alto impegno cardiocircolatorio e muscolare, sport quindi tipo il calcio, il basket, la pallavolo, l'atletica, prevede oltre agli accertamenti precedenti anche l'esecuzione di un esame spirometrico e di un elettrocardiogramma dopo sforzo. Ulteriori accertamenti possono essere anche richiesti per alcune tipologie particolari di sport, ad esempio l'elettroencefalogramma alla prima visita nell'automobilismo o la visita otorinolaringoiatrica con audiometria per gli sport come il tiro a segno o sport subacquei. Al termine della visita viene rilasciato il certificato di idoneità agonistica per lo sport prescelto, che può avere validità annuale o biennale a seconda dello sport. Oppure può essere espresso giudizio di non idoneità, al quale poi l'atleta può fare ricorso nei termini previsti dalla legge. Quindi una visita di idoneità, per essere ben eseguita, deve rispettare i criteri che abbiamo appena accennato e deve essere eseguita da un medico specialista in medicina dello sport e eseguita solamente in strutture sanitarie pubbliche o private preventivamente autorizzate dall'ASL di competenza. Rieccoci in studio. Alan, tu sei ancora un atleta, sali ancora sul ring e fai anche il dirigente. Quali sono le motivazioni che ti spingono a lottare e a dirigere? Beh, allora diciamo, sono 2 cose molto unite, perché il fatto di andare ancora sul ring è perché è una sfida contro me stesso, per vedere se quello che sto facendo è corretto, se come sto lavorando è vero, se le tecniche che uso possono funzionare. Invece quello di insegnare è una grandissima soddisfazione, perché le persone si dedicano con passione e vedere queste persone che hanno dei risultati non ha prezzo, cioè è veramente gratificante.
Voi adesso state per affrontare un campionato europeo in Turchia, no? Con il Muay Thai. Ci sono dei ragazzi friulani che partecipano a questa avventura Certo. e soprattutto hanno qualche possibilità di classificarsi in posizioni di rilievo? Allora abbiamo la nostra piccola campionessa, chiamiamola così, in erba, la Martina Moro, che è una ragazza che fino adesso ha fatto 9 match, tutti 9 vinti, di cui 1 KO, e disputerà la parte, diciamo, amatoriale degli europei. Stessa federazione, combatterò anch'io nella sempre parte amatoriale, però dove combattono i professionisti, cioè si diversifica in questo modo, quindi è sempre una lega amatoriale, però si trovano anche dei professionisti che combattono. Quindi un bel confronto. Sì, è un confronto un attimino più dolce, però comunque sono sempre botte che volano. Grillanz, anche per il K1 invece c'è una manifestazione internazionale nei paesi balcani, no? Adesso fra poco. Anche dalla tua associazione c'è qualche atleta che vi parteciperà, con quali possibilità di successo? Sì, diciamo così, noi nella mia palestra abbiamo vari atleti amatoriali professionisti e un professionista per la verità, e adesso ci saranno i campionati nazionali sloveni il 14 di aprile, dopodiché alla fine di aprile ci sarà il campionato dei Balcani, dove praticamente tutti i vincitori, tutti quelli che hanno passato le selezioni nazionali si incontreranno e faranno 2 giorni di incontri. 2 giorni di incontri. Sì. Voi collaborate tra le associazioni per migliorare gli aspetti tecnici, probabilmente la parte organizzativa, eccetera. Come mai c'è questa unione di intenti tra 2 associazioni diverse per collaborare, diciamo, in questo senso? Cioè, c'è un motivo per cui voi collaborate, non presumo perché siate amici, ma probabilmente c'è un motivo che vi spinge oltre, no? Se rispondete tutti e 2 magari. Prima di tutto per la fiducia e la stima che io ripongo in lui e spero che lui riponga in me, ma anche perché comunque abbiamo delle idee molto simili e ci troviamo molto sia sull'idea di come lavorare e sull'idea di come portare avanti il lavoro. Bene o male proveniamo da una zona storica che era l'Alpe Adria, quindi siamo sempre stati gemellati e quindi abbiamo detto perché non unirci, benché ognuno ha la sua entità, comunque siamo un gruppo unico. Grillanz, quale caratteristiche fisiche e mentali deve avere un atleta per affrontare il vostro sport in maniera corretta, cioè per poter poi competere a un certo livello? Ma un atleta deve essere innanzitutto fisicamente preparato, deve fare tutta la ginnastica e tutta la preparazione psicofisica. E psicologicamente cerchiamo nel modo migliore di prepararli in palestra e poi di portarli nel ring, che siano sicuri di se stessi e che non abbiano quell'impatto, riescono a superarlo. Quindi lavorate sia sul piano fisico che emotivo. Sì. Mi avevate già risposto in breve, ma i media cominciano a darvi un buon riscontro, no? È importante per voi avere un po' di visibilità, soprattutto per uno sport che magari non è così conosciuto. Sicuramente sì. Anzi, grazie adesso diversi enti e media si stanno iniziando a interessare a noi, intanto grazie a voi che ci avete ospitato, ma anche altre media e quotidiani stanno iniziando a scrivere perché finalmente si inizia a vedere questi sport, chiamiamoli alternativi, che sono una buona novità, chiamiamola, per i ragazzi. Vorrei solamente ancora dire una cosa. Inoltre bisogna assolutamente sottolineare che la maggior parte degli incontri non finiscono con KO e che sono sempre molto, gli atleti sono sempre molto tutelati e salvaguardati. Non è molto pericoloso come no, può sembrare. Perché generalmente in TV mostrano sempre i KO brutti e quelle cose che generalmente non succedono. Quindi come dire, bisogna prendere in preventivo questo, ma gli amatoriali difficilmente. Quindi è uno sport che consigliereste ai vostri figli? Sicuramente. Bene, abbiamo anche per questa sera chiuso, ringraziamo gli amici delle arti